Contenti di un ritorno delle Fiere del Rosario? Sì, assolutamente, siamo contenti, è bello vedere un po' di movimento in giro, soprattutto dopo questo periodo di pandemia, di varie restrizioni, è bello vedere un po' di vita, ecco. È sicuramente bella perché da un pezzo che non si faceva e anche un anno è tanto per una tradizione che è così sentita. Dopo un anno di stop a causa Covid, ritorna a San Donà di Piave l'atteso momento di festa e divertimento con la Fiera del Rosario, momento che segna anche la ripartenza di un intero settore pesantemente colpito dagli effetti della pandemia. Ma la ripresa è buona, è ottima, meglio delle aspettative, in piena sicurezza posso dire perché anche il comune ha fatto delle grandi cose e secondo me in sicurezza piena. Imponente la macchina di controlli che ha visto schierati 30 militari della compagnia carabinieri di San Donà di Piave con l'aggiunta dei colleghi di Mestre, 60 invece gli agenti di polizia locale dei comandi di San Donà, Venezia, Jesolo e Noventa, 30 i volontari delle associazioni combattentistiche d'arma e una sessantina gli uomini di agenzie private. Assoluta collaborazione da parte dei cittadini che indossano tutte le previste misure di precauzione, solo in pochi non hanno la mascherina e il Green Pass al seguito. I volontari forniscono le mascherine e tutti all'invito di mettersi la mascherina la mettono. L'obiettivo, ricordo, era quello di dare un sostegno economico alle quasi 500 imprese che in questi 2 giorni hanno popolato il centro della città. Questo al primo posto. Non siamo ancora alla formula piena, manca la campionaria eccetera, però secondo noi è un passo importante e direi un bilancio nel complesso assolutamente positivo. Una fiera che porta una ventata di ottimismo tra le categorie legate agli eventi fieristici che vedono nella Fiera del Rosario sandonatese il primo passo per una piena ripartenza. Come sta andando il settore in questo periodo? È da un anno e mezzo che non lavoriamo, le fiere non ce le fanno fare. Questa è la prima e speriamo sia di buon auspicio anche per gli altri comuni. Sta andando veramente alla grande, nessuno di noi avrebbe previsto un afflusso di gente così. C'è tantissima gente entusiasta che si muove e siamo felici perché sta andando benissimo. Gli affari stanno ripartendo. Assolutamente sì, la fiera ci voleva, grazie all'amministrazione che l'ha incentivata e promossa di nuovo e speriamo che da oggi in poi nessuno ci fermi più. E sebbene l'annus horribilis del Covid abbia fatto tremare la tenuta di tante aziende, spesso familiari, i gestori delle giostre hanno voluto regalare 2000 biglietti a chi ha più patito i disagi sociali della pandemia. Si è pensato di aiutare le famiglie un po' più in difficoltà e giustamente gli operatori sanitari che sono quelli che quest'anno hanno faticato per noi, hanno rischiato la vita e quindi ci sembrava doveroso almeno regalare qualche biglietto omaggio a loro e a queste famiglie insomma. Tanta anche la gente presente in fiera in questi 2 giorni, sintomo che la voglia del ritorno alla normalità è più forte della paura del contagio. La gente tende a fare tutte le cose con molta sicurezza, quindi tende a tenere le distanze alcune volte dove è possibile, comunque con la mascherina. Vedendo tutti con la mascherina abbastanza disciplinati è sempre una cosa che viene fatta con molto raziocinio, quindi direi di sì. C'è un'ottima sicurezza anche da questo punto di vista. Oddio, la paura dei contagi c'è ancora, infatti si spera che adesso con il vaccino e tutta la campagna vaccinale si riesca un po' a tornare appunto alla normalità e speriamo bene insomma.